Oggi ragazzi di Generazione Non Stop ci troviamo a Villa Giatra con Annalisa Giambrone. Ciao Annalisa. Ciao. Allora, oggi questa particolarissima giornata dedicata al nuoto, quindi a questi bambini che assolutamente ce la mettono tutta per gareggiare. Parlaci un po' di questa giornata. Allora, questa giornata è stata voluta principalmente da Vincenzo Rombino, responsabile dei corsi di nuoto che si sono tenuti per tutta l'estate qui a Villa Giatra e hanno partecipato ai corsi più di 250 bambini e quindi con tutte le loro famiglie. La giornata è dedicata a Ludovica Gammino, una bambina che da piccola ha avuto un tumore, il neuroblastoma, e purtroppo ci ha lasciati in tenera età. Questo appunto serve per raccogliere dei fondi per la ricerca e per evitare appunto che possano continuare a morire bambini per questa malattia che li colpisce in tenera età. Per quanto riguarda il nuoto, i bambini è da giugno che si impegnano ogni giorno venendo qui ai corsi, quindi amano tanto sia questa disciplina ma in generale lo sport e il fatto di stare assieme in acqua o anche qua sul prato, sotto gli alberi magari, anche per fare ginnastica di preparazione per il nuoto. And I can say that you've been so patient, and I've been waiting for you to take it, and you can keep it. You say you need me, make me believe it. I wanna can't let you go, hey, dámelo otra vez, dámelo otra vez. I wanna can't let you go, hey, dámelo otra vez, dámelo otra vez. Suavemente. Questa giornata è molto importante per i più piccoli, per imparare tante cose, per socializzare anche. Vincenzo Lombino, che momentaneamente è al lavoro, quindi ha pensato questa giornata perché proprio era una cosa che sentiva effettivamente. Tutta l'estate è qui lui a lavorare, no? Vincenzo Lombino si è impegnato tantissimo nell'organizzazione di questa manifestazione assieme alla famiglia di Ludovica Gammino. Vincenzo è il presidente dell'associazione sportivo-dilettantistica Swimming Platani, che appunto ha raccolto questi ragazzi di Cammarata, San Giovanni e i paesi qui attorno, ha consentito quindi anche la socializzazione tra i ragazzi dei diversi paesi di provincia di Agrigento, Palermo e Mussomeli e Caltanissetta, scusate. Quali sono stati i punti cruciali della giornata? Ecco, cosa si è svolto in tutta la giornata? Il saggio è iniziato oggi alle 2:30 del pomeriggio e inizialmente tutti i bambini si sono messi attorno alla piscina e hanno sfilato, hanno tenuto un cartellone grande sempre in onore di Ludovica e subito dopo c'è stato l'inno d'Italia e a seguire hanno iniziato le varie esibizioni dei vari stili di nuoto e varie difficoltà di nuoto in base alla loro età. Quindi sono sfidati i bambini? Sì, i bambini hanno nuotato. Sono tutti diversi stili di nuoto? Sì, rana, delfino, stile libero. I'm ready to do whatever if you take me away. Suavemente.
mai partecipato? Sei stata nell'organizzazione, La quindi prossima volta. Ok, un saluto a Annalisa, grazie per averci ospitato, Villaggiatra, posto fantastico come potete vedere, un saluto, allora poi ci andiamo a buttare in acqua anche noi. Saluto voi e grazie tante per averci dato la possibilità di farci conoscere anche tramite la vostra televisione. Grazie mille a te, ciao. Red one, have them send over a billion, yeah, and here's my wire.